bersagliando la legna con la motosega nel garage di casa, la lama è rimbalzata tagliandogli la gola, ottantenne muore dissanguato, è accaduto a Spresiano. Violento nubifragio la scorsa notte nel Coneglianese, scantinati e strade invasi dall'acqua. Intanto, dopo la violenta grandinata di lunedì, il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di crisi. Lo Pitergino Franco Mangiato, sottosegretario all'agricoltura del governo Conte, nominati anche i leghisti Massimo Bittonci e Mattia Fantinati. Per gli italiani all'estero Riccardo Merlo, di origini trevigiane. Il caso di Sonia, fuggita in Siria da Fonte, ricomparsa in un campo profughi a Raffa, vorrebbe tornare in Italia. Per il sindaco prima bisogna appurare le responsabilità. Presentato oggi dal questore di Treviso il piano della sicurezza predisposto per il raduno triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto, alta l'attenzione dopo l'ordigno esploso il 3 giugno. Incredibile incidente a Zero Branco, un tir carico di carta da macero si è ribaltato in una rotonda, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi, ferito l'autista. Partiranno venerdì a bordo di un furgone 2 giovanissimi trevigiani che per un anno gireranno l'Europa per scoprire se è possibile la convivenza tra l'uomo e i grandi animali carnivori. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca, l'avete sentito, assume sempre più i contorni di un drammatico incidente domestico, la tragedia che si è consumata questa mattina a Spresiano. Un anziano ottantenne di Lovadina stava tagliando la legna nel garage della sua abitazione in piazza San Giovanni quando, molto probabilmente poggiando la lama della motosega su un ciocco, questa è rimbalzata colpendolo alla gola ed uccidendolo. In pochi istanti a trovare l'anziano riverso in un lago di sangue è stato il figlio. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri che hanno condotto gli accertamenti. In un primo momento si era anche pensato ad un gesto volontario, poi le indagini hanno verificato che si è trattato verosimilmente di un terribile incidente. Ed ora la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul Coneglianese. Nella notte acqua e fango hanno invaso case e scantinati. Vediamo. I video e le foto scattate dai residenti testimoniano la furia del nubifragio che nella notte ha colpito la zona tra Conegliano, Susegana e San Pietro di Feletto. Una bomba d'acqua che verso le 3 si è scaricata sulle colline sopra le frazioni di Parè e Crevada, così travolgente e improvvisa da superare la capacità del torrente Valbona, riversandosi lungo le vie Podgora, Collalto e Marsiglion. Nel giro di pochi minuti non più strade ma torrenti in piena. L'acqua e il fango, resi tumultuosi dalle pendenze, si sono riversati con violenza nelle abitazioni, svegliando in soprassalto i residenti. Danni resi evidenti in tutta la loro dimensione il mattino seguente. In questa casa l'acqua si è incanalata nel garage interrato, ammassando cose e abbattendo un muro. L'acqua quando ha riempito tutto è arrivata fino in cima, a quel punto ha fatto crollare tutti i mobili all'interno. È venuto giù il muro, si vedono ancora i montanti lì. Il peso dell'acqua. Tavoli e sedie di questa pizzeria sono stati strappati e spinti via dall'acqua a centinaia di metri più in là. Sale interne semidistrutte, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di trasferire l'attività. Ci siamo trovati con 1 metro d'acqua all'interno e fuori locale, e tutta nella zona qui. Danni secondo me, qua da me probabilmente non meno di 20.000 euro, perché sono andati tutti i frighi in tilt, l'impianto elettrico, tutto il rigettore di cassa, tutto quanto, è saltato tutto. Io qua sto pensando di cambiare locale, perché non posso avere il dubbio, il panico sempre di trasferirmi in pratica, perché non posso trovarmi in questa situazione qua sempre. Oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, all'opera fino alle 3 del pomeriggio, soprattutto per liberare i locali dal fango, come in questo condominio, con il garage andato completamente sommerso. Cosa ha spostato l'acqua? Il frigo in terra, ha portato fuori i mobili al signore, sono cose, e fin dove è arrivata, perché è arrivata fin sotto. O come nell'autorimessa di questo condominio in via Collalto, acqua fino al soffitto e auto distrutte, mobili, elettrodomestici e suppellettili varie ammassate per strada. Non è la prima volta che il maltempo si abbatte su questa zona, ma mai in modo così violento. E tra i residenti c'è chi punta il dito anche sullo sfruttamento a vigneto delle colline intorno, che sarebbe troppo intensivo, al punto da rompere l'equilibrio idrogeologico dei versanti. Hanno fatto anche più in su terreni che hanno messo viti, hanno sbancato colline
Può darsi sia anche quello, ma adesso devono vedere, devono rendersi conto che devono andare a vedere. Io dico solo una cosa, tutta questa campagna lavorata a viti, hanno ribosso tutto, di conseguenza ogni volta che viene la pioggia, questa è la nostra situazione. Intanto il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha firmato la richiesta di stato di crisi per eventi meteorologici che hanno colpito la zona di Conegliano, ma anche il Feltrino, la Val Belluna e l'Alto Trevigiano. Ed ora la politica con la nomina di 3 veneti tra i sottosegretari del nuovo governo. Oggi il giuramento, priorità, dicono, far ottenere al Veneto l'autonomia e ridare ossigeno alle imprese. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, onorevole dottor Franco Manzato. Hanno giurato alle 13 a Palazzo Chigi davanti agli occhi del Premier Giuseppe Conte i 39 nuovi sottosegretari e tra loro ci sono 4 veneti. Il trevigiano Franco Manzato, già assessore regionale all'agricoltura, sottosegretario alle politiche agricole. L'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci all'economia, entrambi leghisti. Il veronese Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle alla pubblica amministrazione e poi Riccardo Antonio Merlo, origini trevigiane, fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero, proprio ad esteri e cooperazione internazionale. Completa la squadra di veneti che hanno ottenuto una nomina in queste ore un altro 5 Stelle, il bellunese Federico D'Inca, questore alla Camera. In viaggio verso Roma, Manzato e Bitonci sono intervenuti in diretta alla Voce del Mattino di Antenna 3. La cosa più importante per i veneti non è la rappresentanza, ma il rispetto del contratto di governo, l'autonomia, la flat tax, perché l'abbattimento della pressione fiscale sarà determinante per rendere libere le imprese, gli artigiani, l'industria, per essere più competitiva nel mondo, non semplicemente a livello italiano. Firma Massimo Bitonci e riceve i complimenti del leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quello che so che mi impegnerò al massimo, sono sicuro che grazie anche a questa squadra di governo così molto giovane, molto anche affiatata, riusciremo a ottenere dei importanti risultati per tutti, sia per i nostri cittadini ma anche per le nostre imprese che aspettano da tempo. E metteremo tra i primi punti all'ordine del giorno sicuramente il tema delle banche, che è un tema molto sentito soprattutto in Veneto, nella nostra regione che è stata colpita da questa crisi che ha investito migliaia e migliaia di risparmiatori veneti. Ed ora le comunali di Treviso, perché solo questa mattina si è chiuso l'ultimo seggio rimasto ancora aperto, il numero 39 di Santa Maria del Sile, alle prese con ricorsi e contestazioni. Odissea finita questa mattina con i dati finalmente trasmessi al centro di elaborazione del Comune e l'aggiornamento delle preferenze personali dei candidati consiglieri, un passaggio che consentirà nelle prossime ore anche la proclamazione del neo sindaco Mario Conte ed il passaggio di consegne con il predecessore Giovanni Manildo. Nuova amministrazione dunque che si apre subito con un braccio di ferro con il centro sociale Giango, con le minacce via social, la dura risposta della Lega, ne abbiamo parlato anche ieri sera. Oggi parla il sindaco Conte, che non ha mai fatto mistero di non tollerare la presenza del collettivo ZTL all'ex caserma Piave. Sentiamo. Nessun dialogo tra la nuova giunta di Cassugana e il centro sociale Giango dopo le polemiche sul post di Gaia Righetto, rappresentante del collettivo ZTL, contro i leghisti Riccardo Barbisane e Dimitri Coin, definiti razzisti e omofobi. A parlare è il neo sindaco Mario Conte, che già in campagna elettorale aveva a più riprese fatto sapere di voler allontanare dall'ex Piave il Giango e che respinge con fermezza le minacce via Facebook. Non sono i toni che ci piacciono e che sono previsti dalla democrazia, li lasciamo ovviamente a loro, li respingiamo al mittente, valuteremo anche se segnalarli. Noi diciamo che oggi per dialogare con questa amministrazione bisogna comportarsi bene e rispettare le leggi. Tutti coloro che vogliono utilizzare altri metodi per ottenere qualcosa con questa amministrazione non lo otterranno, e quindi valuteremo progetto per progetto, ma non si può uscire dai paletti della legalità in alcun caso. Il sindaco allarga poi il discorso al futuro del complesso dell'ex caserma di via Monterumici. Vogliamo costruire e creare degli spazi per le associazioni, quindi in una casa delle associazioni. Ci incontreremo anche con i rappresentanti di Open Piave, che non è di certo Gaia Righetto, e capiremo un attimo quali sono le prospettive e quali sono i programmi che hanno. Di certo oggi la caserma Piave non ha l'agibilità
e quindi anche da questo punto di vista, siccome la responsabilità è del sindaco, bisognerà capire come si può procedere con le attività. Noi sosterremo tutte quelle associazioni che agiscono nella legalità. E la questione dell'ex caserma Piave è stata affrontata anche ieri sera nel corso di 20 e 10, ospiti Riccardo Barbisana della Lega e Stefano Pelloni del PD. Sentiamo. Io dico sempre non sono contro il centro sociale, io sono contro il centro sociale occupato. Credo che il mio sogno qual è? Il sindaco, che ci sia una struttura in piena regola. Una bella struttura in piena regola gestita dal comune dove, guardate, udite udite, perfino associazioni parasimili a quelle della Righetto possano trovare una stanza dove incontrarsi, però chiedano le chiavi al comune, paghino un affitto simbolico, però e poi le possono... pistelli lei. Però no, ma su questo guardi, io sono molto sincero, ho già dimostrato, anche già detto personalmente a Riccardo Barbisan in altre occasioni ben più gravi sinceramente, la mia distanza da questi atti, dopodiché bisogna fare un po' di chiarezza anche sulla caserma Piave. La caserma Piave era un immobile abbandonato, pieno di rifiuti dal comune, con anche rifiuti pericolosi come Ethernet e altre cose, e che adesso da questi ragazzi, ma da diverse associazioni, sono stati liberati, pian piano puliti, e il comune ha portato avanti una convenzione che li ha man mano regolati e legalizzati. Quindi devo dire che la situazione che racconta Riccardo è una situazione estremamente più esagerata di quella esistente. Al centro sociale Django non c'è nessun problema. Ma no, io penso che la convenzione che è stata sviluppata dal comune sia un immobile senza agibilità. Sì, la convenzione... adesso che sei consigliere comunale, certo, fai una bella richiesta di ottenere copia del certificato di agibilità della caserma Serena, vedrai che ti risponderanno che non esiste. Io ti dico che allora, in immobili senza agibilità la convenzione che ha previsto il comune è la strada su cui... E ieri sera riunione del PD per analizzare quanto accaduto. In molti hanno chiesto a Giovanni Manildo di restare in consiglio comunale, e questa mattina nel cortile di Cassugana l'ex sindaco ha incrociato Giancarlo Gentilini. Vediamo. Giancarlo, Giancarlo Volentiera, no, guarda, lo ammirerò sempre, sai perché? Questa mi mandi lo spezzone, lo ammirerò sempre. Nel cortile di Cassugana c'è anche il tempo per un abbraccio, uno scambio di battute tra Giovanni Manildo, impegnato nelle ultime incombenze prima di lasciare l'incarico, e Giancarlo Gentilini. Quello stesso cortile dove esattamente 5 anni fa la scena si era ripetuta in tutt'altro clima, quando lo sceriffo, arrabbiatissimo per il risultato, aveva lasciato il comune dopo 20 anni. Stamane stretta di mano e onore delle armi. Mi spiace come uomo, perché io l'avrei voluto nella mia lista, ma si è inquinato con certi cespugliate, per cui lo hanno distrutto. Ma come persona integra, onesta e disponibile. Ieri sera intanto riunione del Partito Democratico Trevigiano per l'analisi di quanto accaduto e per organizzare la ripartenza all'opposizione. È stata una serata molto impegnata, profonda, quindi devo dire un bel momento, ma di politica con la P maiuscola, di bella politica. In molti hanno chiesto a Manildo di ripensare alla decisione di lasciare il Consiglio Comunale. È innegabile che abbiano fatto molto piacere tutti i messaggi arrivati, le richieste di persone che ho incontrato per strada e la riunione di ieri sera al Partito Democratico. Ho promesso loro che ci pensavo e ci penserò fino al Consiglio Comunale. La cronaca ora con la storia di Sonia, fuggita da Fonte verso il califfato quasi 3 anni fa, è intervistata dal TG1. La ragazza vorrebbe tornare in Italia per il sindaco del paese, però prima è necessario appurare le responsabilità. Sentiamo.
Sonia Chediri, volto coperto dal niqab, parla per la prima volta ai microfoni della RAI da un campo profughi in Siria. È rinchiusa qui assieme ad altre 100 donne che cercavano di scappare dal califfato. Sono le spose dell'ISIS, anzi Sonia, 21 anni, sarebbe stata addirittura moglie del numero 2 di Daesh, dal quale avrebbe avuto 2 figli. Mentre parla tradisce un'inflessione inconfondibilmente veneta e trevigiana, nonostante siano passati quasi 3 anni da quando ha abbandonato tutto a Onè di Fonte, dove è cresciuta e dove si è diplomata come perito turistico. E dove, spiega il sindaco di Fonte, è rimasto soltanto il papà, persona schiva che della vicenda non ha mai voluto parlare. Il papà non era d'accordo sulle scelte della ragazza di adottare queste usanze tipo il velo, queste cose qua, e tantomeno di andare in Siria o in Turchia. È partita per la Turchia, poi è finita in Siria per dare aiuto manforte ai jihadisti. Sonia dunque si dice pentita, vorrebbe far ritorno in Italia. Mio padre mi ha detto: se esci, quando arrivi in Turchia ti aiuto inshallah a venire in Italia. Ma il sindaco è chiaro, prima vanno verificate le responsabilità. Adesso si è pentita, ma credo che qualcuno debba anche appurare quale ruolo abbia avuto nella guerra in Siria. Vagava ubriaco tra le abitazioni a Merlengo di Ponzano, operaio denunciato dai carabinieri. Sentiamo. Svegliati nel cuore della notte da un uomo che sotto l'effetto dell'alcol vagava tra le abitazioni a Merlengo di Ponzano. È accaduto la scorsa notte, protagonisti loro malgrado di quanto stava accadendo i residenti di una via che, preoccupati dai rumori che provenivano dalla strada, si sono affacciati alla finestra notando una persona che camminava in evidente stato di ebbrezza stringendo in mano una pistola. Spaventati i residenti hanno immediatamente chiamato i carabinieri di paese che, giunti sul posto, hanno bloccato un operaio di 48 anni trevigiano. A quel punto i militari hanno potuto constatare che l'arma che teneva in mano e che aveva spaventato i cittadini altro non era che un giocattolo. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei residenti che hanno raccontato come l'uomo nel suo girovagare avesse anche suonato il campanello di alcune abitazioni. L'operaio è stato denunciato per ubriachezza molesta. Ed ora vediamo le immagini incredibili dell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Kennedy a Zero Branco, la strada per Mogliano, in prossimità di una rotatoria. L'autista di un tir carico di carta da portare al macero ha perso il controllo del mezzo pesante che è uscito dalla carreggiata ribaltandosi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del 118, il camionista ferito è stato trasportato al Cafoncello. Si tratta di un 61enne di Agna nel Padovano. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli, ci è voluto del tempo per rimuovere il tir e riportare la circolazione alla normalità. E a Valdobbiadene in via Erizzo, a questo incidente sono relative le immagini che state vedendo. A ribaltarsi in un fossato è stata invece un'auto dopo lo scontro con un altro mezzo. L'incidente oggi pomeriggio con un ferito portato in ospedale. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. Tra poco. TV. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Andiamo ora a Vittorio Veneto, dove si terrà nel prossimo fine settimana il raduno Triveneto delle Penne Nere, pronta la macchina per garantire la sicurezza della manifestazione. Sentiamo. Tutto pronto l'apparato di sicurezza in vista del raduno Triveneto degli Alpini che da venerdì a domenica prossimi vedrà arrivare nella città della Vittoria tra le 60 e le 70.000 persone. Massima l'attenzione perché se è vero che non sono stati riscontrati al momento collegamenti tra l'ordigno fatto esplodere la notte del 3 giugno ed il raduno delle Penne Nere, l'allerta c'è. Il fatto è successo, quindi ci sarà un potenziamento dei sistemi di controllo e di vigilanza che partirà molto prima rispetto ai giorni, a sabato e alla domenica, che sono i giorni clou della Dunat. Una macchina per la sicurezza già ampiamente rodata l'anno scorso in occasione della più partecipata Dunata nazionale delle Penne Nere a Treviso, potenziato il sistema della videosorveglianza con ulteriori telecamere che verranno controllate dalla sala operativa avanzata con sede nel municipio di Vittorio. Il responsabile della sala operativa vedrà le telecamere che sono state installate e sarà, come dire, l'occhio per il dirigente del servizio a cui segnalerà eventuali criticità che dovessero insorgere.
Il questore di Treviso ha firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica dopo il tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nel garantire il sereno svolgimento della manifestazione: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e poi 118, Vigili del Fuoco, Comune di Vittorio Veneto, ma anche Savno per la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza dei cestini, MOM e Ferrovie dello Stato per il trasporto pubblico, la Polstrada per la viabilità. Polizia Stradale, che ha insieme alla Polizia Locale elaborato il piano di viabilità per consentire ai 300 pullman che verranno il giorno della sfilata di scaricare i partecipanti in assoluta sicurezza e per evitare soprattutto ingorghi nella circolazione stradale. Ed intanto tutta la città si prepara ad accogliere le penne nere. Coccarde, fiori, è un trionfo di tricolori a Vittorio Veneto, dove sono ormai febbrili i preparativi per accogliere gli alpini che stanno già cominciando ad arrivare in città. Sono oltre 500 le bandiere esposte e stanno preparando anche tutte le strutture per l'accoglienza delle migliaia, decine di migliaia, i conti li faremo alla fine, di persone che verranno nel fine settimana fra venerdì, sabato e domenica. La città si sta vestendo a festa e tutti sono impegnati nei preparativi, a partire dalle attività commerciali, bar, negozi, ristoranti, stand che accoglieranno decine di migliaia di alpini, oltre per la giornata di domenica i tanti cittadini che assisteranno alla sfilata. C'è una coralità di eventi e ognuno nel suo negozio ha creato un angolino dedicato al tema del centenario. E sono poi molte le aziende del territorio, ma anche i privati cittadini, che hanno deciso di dare il proprio contributo all'amministrazione comunale per l'organizzazione dei moltissimi eventi legati al centenario. Una ricorrenza che in tante famiglie del territorio è legata a ricordi personali. Mi viene in mente sempre quando ero bambino che mio nonno mi raccontava il giorno che sono arrivati, l'ultimo giorno di guerra, quando sono arrivati i bersaglieri in bicicletta. Era un uomo duro mio nonno, come me lo ricordavo io, però quando mi diceva queste cose, questo episodio qua, gli venivano giù le lacrime. Ed ora il futuro del Teatro Comunale di Treviso, con gli inevitabili dubbi legati ai bilanci di Fondazione Cassamarca. Dai nostri microfoni l'appello di un nome storico della musica trevigiana, quello del maestro Gianni African. Io sono molto preoccupato, devo dire. Abbiamo uno dei più bei teatri d'Italia con un'acustica straordinaria. Non vorrei che per incuria o per incapacità o per altre ragioni che non conosco il teatro chiudesse. Parte da qui l'appello del maestro African, uno dei nomi della musica trevigiana conosciuto in tutto il mondo, vincitore di 3 Grammy a Los Angeles, compositore e direttore d'orchestra e portatore della tradizione musicale della famiglia di origine armena che con il padre Angelo ha riscoperto le composizioni del prete rosso Antonio Vivaldi. La sorella Laura, attrice della scuola di Streller e una delle prime annunciatrici della televisione italiana, unisce il proprio nome a Gianni Morandi e alla canzone italiana. Il maestro African ha girato tutto il mondo, ma ha mantenuto a Treviso le sue radici e i suoi spazi dove libera la creatività nella composizione, perché questo territorio e questa città, sottolinea, sono intrise di cultura e di un'armonia tra edifici e paesaggio diventati quasi una rarità. Una simbiosi che luoghi come il Teatro Comunale contribuiscono a mantenere. Ed ora, con un futuro incerto legato a Fondazione, il timore è che il Del Monaco diventi l'ennesimo spazio chiuso. Per il maestro il futuro deve essere guidato da Cassugana. Il Teatro Comunale dovrebbe essere del comune, dovrebbe essere della cittadinanza di Treviso, dovrebbe essere dei cittadini. L'idea allora è di coinvolgere gli artisti trevigiani in una sorta di corale che crei un cartellone a misura dei trevigiani. Altra indicazione, frutto dell'esperienza in altri teatri, è per l'orchestra, sciolta dopo l'epoca Mazzarolli. Ci vorrebbe un'orchestra stabile al teatro e allora, essendoci un'orchestra stabile, probabilmente i costi diluiti nell'arco della stagione si abbasserebbero. Poi ci sono i nostri direttori d'orchestra, famosi in tutto il mondo, che non hanno mai diretto al Del Monaco. Insomma, le idee ci sono per un teatro comunale più popolare, così come c'è chi, pur per mantenerlo vivo, è pronto a mettere a disposizione la propria esperienza alla città. Io potrei dare volentieri una consulenza musicale, non certamente manageriale.
Ed ora Macerata con la storia di due ragazzi che lasciano tutto e venerdì prossimo partiranno per un viaggio in Europa. Sentiamo. Un van attrezzato per poterci vivere, una cartina appesa al tettuccio, una missione studiata insieme al WWF e poi loro due, Chiara Pozzobon, 20 anni di Macerata, e Marco Perencin, 27enne di Sernaglia, pronti ad attraversare per un anno 14 paesi europei per un totale di 15.000 chilometri per scoprire come l'uomo riesca a convivere con i grandi animali carnivori. Questi gli ingredienti di Wild Road, l'avventura che da venerdì Chiara e Marco intraprenderanno per condividere i valori del progetto con i loro coetanei. Viaggeremo con valori legati alla sostenibilità, di non sprecare rifiuti, di non sprecare l'acqua, di ridurre al minimo ogni spreco. Un'idea nata un anno fa quando Chiara e Marco in sella alla bicicletta da Macerata arrivarono nelle Marche sui Monti Sibillini. Non riuscivamo più a vivere la solita routine, avevamo bisogno di un grande viaggio, di un cambio di stile di vita. La voglia di fare qualcosa di grande insieme alla conoscenza di un referente del WWF Italia ha portato alla nascita di questo progetto che punta, attraverso la conoscenza delle popolazioni locali, a scoprire quali siano i problemi che nascono dalla convivenza con animali come il lupo, la lince o l'orso e come gli stati europei riescano a farvi fronte. Dobbiamo appunto vivere il più possibile a contatto con le popolazioni e capire quali sono le difficoltà che hanno nella convivenza con lupi, orsi e in generale con i grandi carnivori europei. Raccoglieremo materiale fotografico per alla fine fare un documentario dove appunto mostreremo tutto quello che abbiamo fatto. Partiranno da Croazia e Slovenia e poi proseguiranno verso Austria, Slovacchia, Polonia fino a Capo Nord, intorno a Natale il ritorno in Italia dove dalla Calabria risaliranno verso casa. Il loro viaggio sarà raccontato sulla pagina Facebook e sul sito A Road to Live. L'esperienza, raccolta in giro per l'Europa, sarà poi riportata al WWF e potrà essere utile anche alle regioni italiane nell'affrontare il ritorno di animali come i lupi. Uno sguardo alla nostra programmazione, tra pochissimo torna 20:10, questa sera un'analisi del voto con il politologo Paolo Feltrin. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, uno sguardo al meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, ma senza nessuna conseguenza. Più sole e col passare delle ore il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli, Venezia e Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti anche con occasionali temporali associati, specie sui settori di confine nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime comprese invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.